Vi assicuro che sono stime per difetto, volutamente. Il software di base dell'ambiente abbiamo risparmiato circa 200.000 euro. Le piattaforme software, quello che noi abbiamo come specificato come gruppo, sono risparmi di circa 115.000 euro e il software applicativo e il portale dei servizi di 200.000 euro. Quindi un risparmio complessivo non stimato ma calcolato, quindi a posteriori, di circa 540.000 euro, quindi al netto naturalmente di quello che sarebbero stati i costi, okay, utilizzando piattaforme non open source o non andando a riutilizzare prodotti realizzati da altri enti. Gli accordi, questo per dire anche l'unità dei rapporti con cui li fanno per il protocollo, televiso come coordinazione del protocollo, effetti per il funzionamento di produzione, come è citato per GovPay, che è il portale di servizi del comune di Padova, dove c'è dato il protocollo, dove c'è parlare del protocollo di gestione dei procedimenti, il comune dell'aspetto del protocollo. La comunità montana del Casentino, che è l'ultima convenzione che abbiamo fatto di uso per quanto riguarda il protocollo, il Cilea, il consorzio universitario lombardo per la distribuzione e l'uso di un'applicazione, per la conservazione del patrimonio digitale, con i progetti Codex e Fedora, e il Regione Veneto per il GovPay e naturalmente tutto quello che è l'apporto di collaborazione, quindi oggi quindi quella, se io ho citato uno degli oggetti che è quello più significativo, ma è sostanzialmente una collaborazione tra il territorio e l'ente regionale. I rapporti con il mercato, questa è una cosa che ho detto, ma meno del mercato, nel senso che per poter sviluppare abbiamo bisogno del mercato, non possiamo un po' fare un corso per il quale dici che ora, quello che noi pensiamo è che da utilizzatori finali del mercato dobbiamo diventare enti propositori di modelli standard funzionali. Quindi sostanzialmente passare da quelli che sono dalle indagini del mercato, l'utilizzo di software così com'è, ma invece siamo enti che propongono, quindi utilizzano progetti, rispondono a progetti, quindi chiedono al mercato su quei progetti specifici di intervenire. Questo è quello che noi intendiamo come strategia. Il cambiamento quindi di ruolo è dall'ente consumatore, gli usatori di altre di cui parla, a quindi ente conferitore, cioè sostanzialmente io vado a idee ben chiare, ho un progetto ben definito, ho fatto anche degli accordi con altri gruppo e dei progetti nazionali e quindi chiedo al mercato di realizzare delle soluzioni che vanno bene agli enti nella direzione degli clienti e quindi costruisco e non in qualche maniera uso un approccio di prendere da scafare sostanzialmente un concetto. Questo tipo di stiamo cambiando la strategia anche nel grosso, discorsi in cui quel primo approccio è vediamo se siamo disponibili per affrontare in modo diverso il mercato, non li proponiamo noi, ma sostanzialmente siamo qui ad ascoltare quelle che sono le vostre. Dovremmo andare anche oltre questo tipo di cose, dovremmo conoscere le risorse, esprimerle in requisiti ben definiti, trovare le risorse e a quel punto appaltare un'ottica dopo di costruzione, quindi capitalizzazione di quello che andiamo a fare e realizzare, quindi attivare quel processo di uso di creazione di comunità di gestione. Questo è un po' quello che noi stiamo cercando di mettere in pista una nuova i tempi per poter in qualche maniera rendere efficace, insomma, avere successo su questo.
mi sa che ho sforato anche il tempo, sì, assolutamente sì, sono tutto quello che avevo, non è il tempo invece l'ho sforato. Allora, a questo punto io vi metto il cappello del chairman e adesso vi metto anche il cappello di quello che dovete. Mi scuso con gli altri relatori. Io passerei a questo punto la parola a Cesare Rizio di Plon Gov Italia e che ci parlerà insomma, dell'esperienza di Plon in Italia